Pronti, sì, ci siamo alzati presto per avere questa emozione, per riprendere una corsa fatta anni fa, molti anni fa, con treni simili e francamente per far vedere a quelli di oggi che treni avevamo e come ci si muoveva 40 anni fa o giù di lì, insomma. La locomotiva del treno storico della Pedemontana Friulana si è rimessa in cammino da Gemona a Polcenigo Budoia, uno dei borghi più belli d'Italia, a bordo di carrozze 100 porte degli anni 30, trainate da un'imponente ed altezzosa vaporiera austro-ungarica. 250 persone, biglietti esauriti da tempo per un viaggio slow tra natura e luoghi nascosti. Vado in treno anch'io, anzi vado subito che parte il treno, ma senza locomotiva. Dove va se la locomotiva non c'è? Dove vado? Da nessuna parte. Cosa dire di questa esperienza? Non so, penso bellissima, perché io l'ho già visto arrivare a Flagogna la volta scorsa ed è stato bellissimo. Non so sul treno che la differenza, mi ricordo quando lo prendevo io che ero piccolo, ragazzino insomma, che andavo a scuola a Udine ed erano già ancora queste, come si chiamano, questi vagoni chiamati 100 porte. Il treno storico è per questa linea un'occasione di rilancio molto importante, bisognerebbe che si affiancasse naturalmente tutto il resto. E cioè un rilancio completo riaprendo il traffico anche nella tratta tra Maniago e Gemona, perché potenzialità ne ha enormi. Moltissimi non sanno per esempio che di fianco a questa linea c'è una pista ciclabile lungo tutto il percorso da Gemona fino a Sacile, che è l'FVG3. Questa è la prima volta che salgo a Flagogna in treno. Sono 40 anni che abito qua. Ho voluto prendere questo treno per ricordare il mio papà quando partiva per la Francia a lavorare, facevano 10 mesi in Francia e la mamma lo accompagnava giù da Anduins fino alla stazione di Forgaria, Bagni Anduins. Metteva la valigia nella gerla e veniva giù per le scorciatoie, lo accompagnava il papà a fianco, in silenzio con la sua borsetta e il suo impermeabile, in silenzio muto perché era triste da morire. Nessuno dei due parlava, aveva una malinconia terribile e questa cosa ce la raccontava sempre la mamma. Una passione perché avevo anche il mio zio che era ex macchinista e allora ho voluto portare anche mio figlio oggi. Sì. Mi piace però quando è il vapore, ecco. Anche se qualche volta c'è il diesel, ma il treno storico però mi piace tantissimo. Meta finale la 346esima edizione della Festa dei Cesti, appuntamento tradizionale di Polcenigo, la prima domenica di settembre. I cesti sono quelli che i viticoltori acquistano per riporre i grappoli della vendemmia. Le tradizioni sono le nostre radici, non a caso adesso noi stiamo lanciando il grande museo etnografico di storia sociale, il MES FVG, che comprenderà anche tutte piccole realtà museali o di archivi che ci sono nei nostri comuni diffusi su tutto il territorio. Polcenigo è anche uno dei borghi più belli d'Italia, uno dei 13 del Friuli Venezia Giulia, ha un sito UNESCO, il sito del Palù, che è un sito palafittifolo seriale, un sito UNESCO dal 2011 e dal 2014 uno dei borghi più belli d'Italia. Quindi mettere a frutto tutte queste peculiarità con la propria storia, la propria tradizione è fondamentale. Abbiamo coniato per Polcenigo il borgo della tradinnovazione, ovvero tradizione, innovazione e azione, nel senso recupero della tradizione però sempre innovando e mettendo in pratica le idee, perché molto spesso si innova ma non si mette in pratica. Siamo fortunati e abbiamo un patrimonio che spesso non sappiamo di avere, che non è spesso conosciuto e grazie a questa iniziativa sicuramente aiuta a conoscere le nostre tradizioni. È veramente un viaggio nel tempo, un viaggio nel passato, nelle nostre terre soprattutto, dove abbiamo un po' il cuore, abbiamo lasciato il cuore, io che sono andata ad abitare in Veneto. E anche con l'ospite speciale, no? Il primo viaggio anche per la cagnolina.